Questo lo buttiamo via. E questa che roba è? Roba da bambini. È un libro di figurine e filastrocche. Lo conosci? Ah, ti pare che io ho tempo da perdere con le figurine? Il nostro assassino, ma invece di sì. Vedi questa figurina? È stata trovata presso il cadavere di Falconieri Laura. Poi ce ne sta un'altra. Eccola qua. Questa invece presso il cadavere di Mattia Grandi. Va bene, con questo. Le figurine sono quelle di pagine 10 e 17 del libro. L'assassino evidentemente l'avrà ritagliato da una copia del medesimo. Si tratta di un classico ottocentesco per bambini, Pierino Porcospino. Beh, riconosco che è una ricerca molto accurata, molto precisa, Lomenzo, ma per non perdere altro tempo, spiegami che significa. Che ne so? Io non sono arrivato a nessuna conclusione. Però tra i due delitti una connessione ci sta. Come dire, l'assassino ha voluto lasciare... Il biglietto da visita. Esatto. In un certo senso sì. Sì, si è voluto differenziare dagli altri. Questo non ha ucciso per rubare. Apparentemente non ci sta nessun movente. E allora, ma perché ha ucciso? E a me lo domandi. Secondo me, scusi dottore, mi permetta, i due casi esposti si inseriscono in una spirale di delitti a sfondo sessuale dovuti, come sappiamo, al clima permissivo in cui stiamo vivendo. Secondo me, l'assassino è un pazzo, che nel fondo del suo subconsciente desidera soltanto di essere arrestato, come del resto è desiderio di tutti i colpevoli, secondo la nota teoria freudiana. Scusi, lei chi è? Lombardozzi Mario, recidivo.